Allora, tempo vola, ci sarebbero tante cose da dire, poi le aggiungiamo, però volevo anche che Daniele Tronco ci dicesse la Carta Universale dei Diritti del Lavoro, perché secondo me è molto importante dare proprio un accenno, poi magari dedicheremo anche un capitolo a questo perché ha un suo risvolto, quindi il tempo a disposizione non è sufficiente e poi completiamo con altri piccoli particolari relativi invece ai pensionati. Sì, allora la CGIL ha iniziato in questi giorni una campagna di consultazione straordinaria di tutti gli iscritti sul tema dei diritti sul lavoro. Lei sa che dopo l'approvazione del Job Act chi entra nei posti di lavoro perde una serie di diritti e soprattutto si è introdotta una serie di leggi che per esempio consentono di derogare dai contratti, cioè, quindi si fa il contratto ma poi il datore di lavoro può derogare, abbiamo avuto anche recentemente i primi diciamo, segnali su questa nuova condizione di mancanza di diritti sul luogo del lavoro. A Ferrara hanno licenziato un delegato sindacale, anche qui a Padova sono stati licenziati dei lavoratori per attività sindacale sul posto di lavoro. L'hanno riassunto però quello di Ferrara l'hanno riassunto dopo una certa mobilitazione. Quindi un nuovo statuto, noi diciamo, dei diritti per i lavoratori e le lavoratrici, che non è una riedizione dello Statuto dei diritti del lavoro del 1970 che ha svolto il suo ruolo, eccetera. Oggi noi parliamo che dentro questa nuova regolamentazione dei diritti devono essere compresi tutti i soggetti che stanno, diciamo, sul mondo del lavoro, quindi anche le partite IVA, cioè tutti quei soggetti che stanno in una condizione di particolare, diciamo, carenza di tutele. Ed è una consultazione che vede impegnati anche i pensionati. Noi abbiamo già programmate circa 200 assemblee in tutto il Veneto con i pensionati e le pensionate. E uno si chiede: ma perché i pensionati sono interessati? A parte che sono iscritti alla CGIL e questa è una consultazione che la CGIL fa per come dire, per informare i propri iscritti e anche per darsi, perché vogliamo il mandato a fare delle iniziative ulteriori, cioè il mandato per esempio a presentare una proposta di legge su questo tema e anche, se dovesse rendesse necessario, anche un referendum abrogativo sullo statuto sul Job Act. Quindi diciamo è una consultazione, una mobilitazione, prima si parlava di mobilitazione, che noi pensiamo che deve vedere anche assieme a tutto il corpo sociale dell'organizzazione. Ma i pensionati sono fortemente interessati a questo tema, perché è del tutto evidente che un lavoro diviso, insicuro, un lavoro sottopagato, è un lavoro che alla fine ci ritorna contro, perché se noi adesso in Veneto, la Maria può entrare anche nel dettaglio, noi abbiamo milioni di ticket, cioè ci sono molti lavoratori che non vengono più pagati con un rapporto di lavoro, diciamo, anche nuovo. I voucher vengono pagati con voucher, ticket e quant'altro. Questa situazione qua genera una mancata, anche proprio una mancata contribuzione al sistema previdenziale, che alla fine si ritorce contro anche i pensionati, perché come sappiamo il sistema previdenziale italiano si regge sul sistema della ripartizione. Io quando sono al lavoro pago i contributi, poi vado in pensione, ovviamente i contributi che versano gli attuali occupati paga la pensione per i pensionati che sono in essere. In quel momento un sistema a contribuzione. È chiaro che una società, un mondo del lavoro così frastagliato, così insicuro, genera una serie di problematicità che si riflettono sull'economia ma anche sulle pensioni.
Assolutamente. Due parole perché manca veramente 2 minuti alla chiusura, più tecniche. Sì, io voglio ricordare ai pensionati e alle pensionate che a coloro che ne hanno diritto, adesso dirò anche chi sono, che possono chiedere l'esenzione del pagamento del canone della televisione. Per adesso sono coinvolte il nucleo familiare, parliamo di nucleo familiare, che ha un reddito che non supera le 516 euro mensili, quindi molto basso, però di stare informati, di tenersi informati, magari passare ogni tanto nelle sedi SPI CGIL per capire se è cambiato qualcosa, perché con la modalità diversa di acquisizione del canone TV, no, che adesso non si paga più col bollettino come gli altri anni, ma verrà accreditato a partire da luglio nella bolletta della luce, dovrebbe essere elevato il limite di reddito per poter accedere a questa esenzione. Infatti c'era un una telespettatrice che ci ha scritto dicendo che ha una pensione estremamente bassa, non può neanche avere la televisione e non la segue se non a casa della figlia quando ci va, peraltro la salutiamo perché ci segue sempre, questa fascia oraria qua a pranzo, e quindi dice: perché devo pagarmi il canone Rai? Ecco, e quindi sì, esatto, e sarà anche, bassa, anche noi eventualmente. Ma se non ha l'apparecchio non è obbligato. Sì, se non ha l'apparecchio non deve però pagarlo. Fare una procedura per dimostrare che No, non deve dimostrare nulla, ma per essere esentato, adesso sì, usciranno tutte le istruzioni per essere esentato, però chi non ha il televisore, tranquillo, che producendo magari saremo entreremo più nel merito più avanti. Adesso non c'è fretta, nel senso che c'è il tempo anche per vedere se avranno aumentato questo limite di reddito, perché così molti altri pensionati che fino a ieri non avevano il diritto all'esenzione lo potranno avere in seguito. Staremo a vedere insomma a quanto lo eleveranno questo limite. Perfetto, quindi questo è quanto. Noi siamo arrivati al termine. C'è qualche altra iniziativa prossima che dobbiamo ufficializzare? Vabbè, abbiamo il 19, facciamo questo direttivo regionale che vede coinvolta, anzi, l'Assemblea Generale dello SPI sui temi della contrattazione sociosanitaria questo sarà importante, e anche faremo un sociale, perché diciamo che qui c'è tutto il tema dei comuni. Come sapete oggi le autonomie locali possono incidere, e sarebbe interessante far sapere ai telespettatori che anche in Veneto ci sono comuni che hanno concordato col sindacato, per esempio, una pressione fiscale più bassa per i redditi più bassi da pensione, e questo sarebbe bene che si estendesse, perché i sindaci oggi possono determinare anche una pressione fiscale minore per i redditi medio-bassi. Bisogna però che ci sia la volontà politica, insomma, dell'amministrazione per fare queste operazioni, diciamo, e noi come SPI siamo impegnati in centinaia di incontri con i sindaci. Il 19 presentiamo questo lavoro, è un lavoro molto diffuso sul territorio, poco conosciuto, e sarebbe bello approfondirlo. E poi nel corso delle assemblee, le centinaia di assemblee che abbiamo organizzato in tutto il Veneto per presentare la Carta dei diritti, ma non solo, anche per aggiornare i nostri pensionati dei loro diritti, noi racconteremo dell'esito di questi incontri con i loro comuni, quindi anche i non iscritti eventualmente, se vogliono partecipare alle nostre assemblee, sarà l'occasione per capire a che punto è la trattativa tra il sindacato dei pensionati e il loro comune. Perfetto, io vi ringrazio, noi dedicheremo un appuntamento in prima serata alla questione sanità nel Veneto, quindi a tutto quello che ne emergerà. Poi affronteremo anche le questioni dei ticket, sì, no, le novità che ci sono, che ci vengono dal governo, tagli ulteriori, insomma tutto questo verrà approfondito con i nostri esperti. Intanto ringraziamo lo SPI CGIL del Veneto di aver collaborato con noi, come sempre a voi di averci seguito. I messaggi che ci arriveranno successivamente alla trasmissione riceveranno una risposta magari direttamente. Grazie ancora, buon proseguimento.